Va ora in onda Pesca dalla Rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno cari radioascoltatori, benvenuti in una nuova puntata di Pesca dalla Rete. Io sono Luisella Pescatori e per voi, solo per voi, la pesca, voce, sorrisi di Radio Libertà. Mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri canali social, su LinkedIn, su YouTube, con la diretta streaming dal sito. Mi raccomando, scriveteci i vostri commenti, lasciateci i vostri feedback, fateci sentire la vostra voce. Io sono qui per una nuova puntata di Pesca dalla Rete con la nostra ospite di oggi, Anna Castiglioni. Buongiorno e ben arrivata. Buongiorno. Allora, oggi parleremo di moda sostenibile. Lei è una giornalista, fonda Indestal nel 2013, nel frattempo collabora con testate quali slownews.com, blog Gioia, Yahoo, Artimondo, scrive di moda, viaggi, lifestyle e arte. Fornisce consulenze nell'ambito della comunicazione e della creazione di contenuti. Nel 2019 collabora in qualità di consulente di produzione alla realizzazione del primo documentario sullo slow journalist. Poi ci spiegherai di cosa si tratta. Slow News, poi scrive su Atipiche, la sua newsletter sulla ADHD. Anche qui ci dovrei spiegare nel dettaglio di cosa si tratta perché, guardate, scoprirete che interessa un po' tutti noi. Preparate dunque carta e penna e non perdetevi una sola parola di quello che ci dirà oggi la nostra ospite, che ci parlerà di segreti consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Anche lei è socia di Rete al Femminile. Ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cita apposta la canzone Ricetta di donna di Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bartotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. Buongiorno e ben arrivata la nostra ospite Anna, buongiorno, ma che bellissimo sorriso, sei piena di luce. Grazie, Cosa? grazie mille, è Come un Pesca piacere essere dalla qua. Rete. Scusami un secondo, Pesca dalla Rete è una trasmissione tutta al femminile. Io ringrazio la nostra Sveva che ci guida nella parte tecnica. Ciao Sveva, cuoricini per te, come sempre. Grazie. Eccoci qua, Anna, sono tutta orecchie. Partiamo con questa intervista. Va Nome, bene, sono prontissima. vai alla grande. Nome, alziamo il volume così almeno ci sente. Allora, nome Anna Castiglioni, sono una giornalista pubblicista, freelance naturalmente e Città. età 47, Città, non l'avrebbe chiesto l'età una signora. Città. città Corbetta, in provincia di Milano. Perfetto. Senti, dunque, professione giornalista, cosa fai Sì. col tuo lavoro? Allora, principalmente Eh, racconto storie, cerco di avvicinare lettori e lettrici a tematiche spesso complesse mm, con un linguaggio comprensibile, che poi è quello che secondo me dovrebbe fare una giornalista e un giornalista. Quindi tradurre in parole povere gli avvenimenti o quello che ci accade tutti i giorni, che siano macro o micro temi, e in particolare faccio divulgazione sulla DHD e le neurodivergenze con la mia newsletter Atipiche, perché 1 anno e mezzo fa circa sono stata diagnosticata di HD. Adesso, spiegare se di cosa poi si vado a tratta. No, spiegare. spiegaci esattamente di cosa si tratta, perché poi ho scoperto che riguarda un po' tutti, in qualche percentuale più o meno alta, ma insomma, o bene o male, molti ne sono, non so se si possa dire colpiti, poi correggimi nel linguaggio tecnico, e inconsapevolmente, cioè non lo sanno.
Sì, allora tu considera che l'incidenza oggi, in base ai dati che ci sono, è circa del 4-5% della popolazione mondiale. Quindi stiamo parlando di milioni di persone, è sempre una minoranza, ma siamo comunque tante. La DHD è un disturbo del neurosviluppo che subentra proprio da quando siamo piccoli, cioè quindi è una questione, se vuoi, genetica. In molti casi, nella maggior parte dei casi, dovuta appunto alla familiarità, quindi di fatto chi è ADHD solitamente ha o il padre o la madre ADHD o un parente molto vicino. Ed è un disturbo, si chiama disturbo nei manuali diagnostici, in realtà noi neurodivergenti amiamo più considerarla una condizione, cioè un modo differente del nostro cervello di funzionare. Vuol dire che ci sono dei circuiti neuronali nei nostri cervelli che funzionano diversamente, in alcuni casi molto più velocemente, in altri meno velocemente. Se vuoi poi entro ancora più nel dettaglio, ma non vorrei essere troppo tecnica. Basti sapere. No, perché come hai detto giustamente tu prima, è questa facoltà di semplificare, no? Che è una cosa che io adoro e che ho sempre trovato in una persona che ho sempre stimato moltissimo, che è il professor Alberoni, sai che io lo cito spesso, perché facevo parte del suo cenacolo letterario, lo cito spesso, e lui aveva proprio la capacità, essendo anche lui proprio giornalista, aveva anche la capacità di semplificare le cose complesse. Lui si è occupato di sociologia, insomma, nasce come medico, come filosofo, come sociologo, eccetera, quindi ha sempre avuto la capacità di semplificare le cose complesse. E ritengo che anche tu abbia questa dote, perché è proprio un talento, una dote. E quindi no, anzi, approfondisci fin dove vuoi, vai avanti a ruota libera perché è un argomento estremamente delicato ed estremamente forte e va affrontato. Quindi vai, a ruota libera abbiamo 40 minuti di intervista, vai tranquilla. Poi semmai ti faccio comunque altre domande, ma finché vuoi parla. Va benissimo. Quindi questo disturbo fa parte dei disturbi del neurosviluppo, per intenderci, tra cui si includono anche le persone nello spettro autistico e i DSA, che magari se parlo di DSA qualche genitore soprattutto, o qualche insegnante ha più dimestichezza, no? Quindi dislessia, disgrafia. Tutte queste sono neurodivergenze, vuol dire semplicemente che questi cervelli, stupendi cervelli, funzionano in modo differente per alcune cose. Nello specifico per la DHD ci sono dei sintomi, si chiamano nucleari, quindi caratteristici proprio della DHD, che sono disattenzione, iperattività e impulsività. Questi sono, diciamo, i macro sintomi che poi si manifestano in base alla persona, perché anche noi neurodivergenti non è che siamo tutti uguali, ognuno ha le sue caratteristiche, si manifestano in modo differente. Quindi si parla di, per esempio, diagnosi di tipo combinato, che è quella che è stata fatta a me, ad esempio, che mette insieme un po' tutti questi sintomi. C'è chi invece ha diagnosi solo di disattenzione, quindi avrà più problemi a gestire il focus dell'attenzione e chi sarà più impulsivo. Quindi intanto chiarisco solo una cosa perché è molto importante. Si sente dire spesso che siamo tutti un po' ADHD, no? Anche tu prima hai detto riguarda un po' tutti. È vero in parte, nel senso che chiaramente ci sono dei sintomi, faccio un esempio banale, dimentico sempre dove metto le chiavi, oppure non so mai dov'è il mio telefono. Torni indietro e adesso la porta di casa è stata chiusa, per esempio, anche. Esatto, esatto. Oppure non mi ricordo mai le date di compleanno, a meno che mi metto un alert, o anche nemmeno gli anniversari di matrimonio, ok? Queste sono piccole caratteristiche che sono abbastanza comuni. Non è detto che
questo singolo sintomo, per esempio delle dimenticanze, equivalga a una diagnosi ADHD. Quindi Posso sicuramente interromperti un attimo? Scusami, certo. posso? Questa cosa di queste piccole dimenticanze, soprattutto relative alle date, i compleanni, gli anniversari, eccetera, i numeri di telefono, che non ce li ricordiamo più. Non è anche diciamo, è il fatto che ci siamo abituati agli alert che ci arrivano dai social, dal calendar, dal cellulare, eccetera, eccetera, no, quindi probabilmente viene un po' spostato da quello che stai dicendo tu e rientra in un altro ambito che è proprio quella dell'essere ormai infatuati, se vuoi, da tutto Sì. questo digital che ormai ci pervade la vita anche inconsapevolmente. Esatto, sicuramente è un elemento questo, cioè dipende probabilmente da molti fattori. In primis, com'è la nostra memoria, non tutti hanno lo stesso tipo di memoria, no? Quindi banalmente io ho la memoria fotografica, per cui se vedo un testo scritto difficilmente me lo ricorderò, però se tu mi chiedi dove ho messo il telefono in casa, io ti so dire esattamente dove l'hai messo perché ho l'immagine stampata in testa. Quindi potrebbe intanto dipendere da quello. In più potrebbe dipendere dalla quantità di input e stimoli in termini neurodivergenti li chiamiamo trigger, no? Tutto ciò che come dire, stimola la dopamina, ok? Quindi sicuramente siamo sopraffatti da questa quantità di stimoli continui e banalmente disabituiamo il muscolo mnemonico, quindi ci sta. Oppure semplicemente pigrizia, no? Cioè io sono una che di base non dà importanza alle date, per esempio, agli anniversari, quindi se non me li segno non me li ricordo. Questo è. Io ho proprio insomma, un'antipatia, chiamiamola così, verso i numeri. Io con le lettere, con le parole vado d'amore d'accordo, a me i numeri, come si dice, non parlano. Quindi proprio io vado in tilt, Capisco. vado in Sì. confusione. Ma un'altra cosa specialissima veramente che io ho, qui mi sento veramente un fenomeno della natura, è che io confondo la destra con la sinistra, cioè per me destra e sinistra sono di qua e di là, punto. Destra e sinistra, cioè, una volta diceva dove porti l'orologio alla sinistra, no? In realtà io non porto neanche più l'orologio, quindi ho perso ogni riferimento, ma ho scoperto di non essere l'unica speciale in questa caratteristica. Ci sono tante persone che hanno questo problema. Questo è esattamente un esempio di un modo di funzionare diverso, se vuoi, per una piccolezza, però è un modo diverso di funzionare. E così le persone neurodivergenti, poi appunto ognuno ha le sue caratteristiche. Che cosa caratterizza l'ADHD, no? Si parla tanto di... Quando uno si immagina l'ADHD si immagina un bambino iperattivo che non riesce a stare seduto sulla sedia, no? Questo è un po' lo stereotipo che abbiamo tutti e che avevo anche io prima di avere la diagnosi. Tant'è che ci ho messo qualcosa come 9 mesi a decidermi a fare il test perché leggevo, no? Un po' per lavoro, un po' perché ci capitavo magari sui social casualmente su notizie riguardo all'ADHD, dicevo, ma possibile. Poi una volta riscontro un sintomo, l'altra volta dico, ah però questa cosa è anche mia. Ah, ma anche io faccio così, ma stai a vedere che e la diagnosi di ADHD in realtà mi ha aperto un mondo. Intanto posso dire che mi ha realmente cambiato la vita perché io soffrivo fortemente di ansia e depressione e quindi la mia salute mentale è improvvisamente migliorata moltissimo. E poi mi ha aiutato a capire perché io per una vita mi sia sentita sempre nel posto sbagliato, comunque sbagliata in svariate situazioni. Ti interrompo per una Vai. questione interessantissima. Puoi dare per favore ai nostri radioascoltatori il tuo sito? Perché se qualcuno che ci sta ascoltando si riconosce in qualcosa di quello di cui stiamo parlando, abbia la possibilità di contattarti. E poi, siccome io ho seguito un tuo webinar interessantissimo che mi ha veramente aperto un mondo, puoi anche dare eventualmente il sito per provare a fare il test e poi eventualmente sulla base del test eventualmente proprio rivolgersi poi a te
per avere altre informazioni o anche un sostegno, perché poi tu hai anche questa newsletter interessantissima che seguo anche io, eccetera, eccetera. Quindi dammi un po' di informazioni su di te, di modo che i nostri radioascoltatori, che sicuramente sono iper interessati a quello che stiamo dicendo, possano raggiungerti. Certo, Grazie. assolutamente. Allora, la newsletter si può trovare gratuitamente su Substack e ti do proprio il link, lo vado a recuperare perché si chiama Atipiche, Substack scritto SUB di Bologna STACK.com. Quindi una volta che si va sulla sezione di atipiche su Substack è Ma posso magari passare direttamente dal tuo sito con una tua mail, poi dopo tu li indirizzi? sì, anche eventualmente Il o tuo su sito è? Style oppure direttamente anche la mia mail, tanto io rispondo praticamente a tutti, oppure anche Certo. tramite Quindi la tua mail Instagram. è? La mia mail è annacastiglioni.33, quindi il numero 33, @gmail.com. Quindi io posso dare Facilissimo. poi tutte le informazioni possibili e immaginabili. Su Atipiche ho scritto svariati articoli, sia su come fare la diagnosi in modo dettagliato che come affrontare la diagnosi, quali sono i sintomi, per esempio. La cosa importante chiaramente è non fare un'autovalutazione, quindi essere ADHD significa proprio ricevere una diagnosi da una psicologa, uno psicologo o da uno psichiatra, ovviamente. Significa anche fare un percorso tendenzialmente di psicoeducazione. In alcuni casi può essere utile o necessario anche prendere un farmaco, esiste un farmaco specifico per la DHD, tra l'altro credo in assoluto, anzi me l'ha confermato uno psichiatra, il più efficace in assoluto tra tutti i psicofarmaci e in generale tutti i medicinali, che veramente aiuta tantissimo a focalizzare l'attenzione, per esempio. Comunque su Atipiche si trovano tutte le informazioni. Per fare i test basta banalmente andare su Google, ci sono svariati siti sia di centri per la diagnosi ADHD che di telemedicina, che offrono questo test, che non è una valutazione, non è una diagnosi, però diciamo è una sorta di scrematura che uno può fare per capire se tendenzialmente vale la pena approfondire con un percorso diagnostico. La diagnosi avviene di solito dopo 3 colloqui con la psicologa, più svariati test, quindi più o meno sì, al terzo, quarto incontro poi c'è la restituzione e poi da lì, se c'è la diagnosi, si fa e si valuta un percorso di psicoeducazione individuale, ma ci sono anche moltissimi gruppi di supporto, quindi ci sono anche realtà locali ambulatoriali, quindi ci sono ambulatori ADHD adulti dove ci si può recare. Oppure uno dice provo a cavarmela da solo. Non è la cosa che consiglio di più, ovviamente, perché comunque soprattutto ricevere una diagnosi in età adulta è impegnativo, cioè non la si prende benissimo all'inizio. No. Però ce la si può fare, Senti Anna, da assolutamente. quanti anni sei in rete al femminile? Poco, 1 anno e mezzo circa. Più o meno come me, insomma. E come mai sei entrata in rete al femminile? Perché avevo bisogno di uscire un po' dalla mia bolla, perché fare la freelance tante volte significa proprio non avere colleghe, colleghi, avere solo clienti con cui rapportarsi. Visto che poi io ho un passato diverso da dipendente, facevo l'agente di viaggio, quindi io per più di 10 anni ho avuto tutte colleghe donne, mi mancava proprio questa condizione, cioè di sorellanza, no? E di confronto quotidiano con qualcuno, qualche professionista, avevo bisogno di uscire. E quindi, Qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? allora, il potere delle donne intanto è quello, secondo me, della resilienza, parola ultimamente abusatissima, però mi sento di usarla veramente con cognizione di causa in questo caso, perché le donne devono
impegnarsi il doppio, se non il triplo dei colleghi maschi, sempre e comunque, in qualsiasi contesto, in qualsiasi settore. C'è sempre questa spinta a dover dimostrare di più, anche quando non ci viene richiesto. Per cui io so perfettamente che se mi rapporto con una collega, anche una qualsiasi altra professionista donna, so che troverò professionalità, competenza, perché studiano tantissimo le donne, perché poi sono perseguitate, siamo perseguitate dalla sindrome dell'impostore, che molte volte invece non tocca assolutamente. Spiegala, perché magari non tutti i nostri radioascoltatori sanno esattamente cosa sia, ed è una cosa di cui si parla moltissimo, soprattutto sui social, quelli di lavoro tipo LinkedIn. Si parla tantissimo della sindrome dell'impostore, quindi noi siamo comunque abituati, sappiamo di cosa stiamo parlando, ma spiegala velocemente ai nostri, perché è molto interessante, tra l'altro, la sindrome dell'impostore. Sì, la sindrome dell'impostore è quella condizione per cui ti senti perennemente non all'altezza della situazione e non meritevole diciamo, dei traguardi che riesci a raggiungere. Quindi se io ho successo, però comunque perché sono stata fortunata, oppure perché comunque sono stata introdotta da qualcun altro, però vabbè, ho avuto successo, ma poteva farlo anche Pinco Pallo, no? Oppure E non addirittura non riconoscere il successo potrebbe essere. E ti dici, no, vabbè, ma del resto cosa ho fatto? E tu dici, come cosa hai fatto? Cioè, hai fatto cose grandissime. Ma chi io? Veramente, mo. Esatto. Te pensa che quando hai elencato le cose che faccio, che ho fatto, ho pensato, ah caspita, pensa quante cose che ho fatto, neanche me le ricordavo, no? Cioè, noi tendiamo sempre veramente A a sminuirci, sì, sì, a sì. sminuirci. Perché Io. noi donne, in realtà, come adesso è la battuta di una cabarettista, non mi ricordo quale, mi scuso, comunque non è mia la battuta, dice che noi abbiamo, oltre il sesto senso, abbiamo anche il settimo senso, che è il senso di colpa. È vero, è verissimo, è vero. Ed è veramente la spiegazione di tante, tantissime cose, anche diciamo, di una cultura che ci portiamo ancora un po' sulle spalle, un po' ci pesa, insomma, Sì, vorremmo un po' smarcarci, ma smarcarci non necessariamente con un senso di rivalsa, con leggerezza, proprio basta, dai, partiamo da zero. Eh, il valore della persona conta, al di là del genere, al di là di tante cose. Conta la storia, conta sì, davvero chi sei, conta cosa fai nei fatti. Perché io, per esempio, sento tanto parlare, no, anche di business gentile, tutte queste cose qua bellissime, poi delle volte nei fatti però non riusciamo proprio a calarci completamente in tutta questa gentilezza, no? In tutte queste forme così edulcorate che ci raccontiamo. Ecco, oppure tornando un po' al discorso anche del freelance, no? Io spesso senti parlare di freelance o imprenditori o un attimino, sono due cose diverse. L'imprenditore ha dei dipendenti, punto. Proprio per, no? È il vocabolario stesso che lo spiega. L'imprenditore ha un'impresa, un imprenditore, una persona che ha investito, ha sotto dei dipendenti. Noi siamo freelance, liberi professionisti, a meno che non si abbia sotto dei dipendenti, allora siamo sicuramente imprenditori. Ma smarchiamoci anche dal freelance dei 30K al mese, perché non è vero, siamo tutte persone che con tanta passione, con tanto entusiasmo, con tanta serietà, con tanta professionalità, cerchiamo di fare la quadra a fine anno, mettiamola così, non sempre per forza a fine mese, a fine anno sì. Non è facile lavorare in questa condizione. È il motivo per cui infatti siamo in Rete Femminile, per creare un po' di rete, di sorellanza, come dici tu, eccetera, eccetera. Ma c'è oggettivamente un problema. C'è un problema di fondo che è proprio, il freelance è solo, altro che imprenditore. L'imprenditore non è solo, ha sotto 5 collaboratori, 5 dipendenti, io cioè, io, tu, noi siamo il nostro ufficio stampa, il nostro ufficio marketing, il nostro ufficio commerciale, cioè una volta che abbiam finito questi lavori possiamo dedicarci al nostro lavoro. esatto. Sta diventando diffici io dico sempre che al di là delle reti servirebbe proprio un'agenzia per freelance, ma non quelle che ci sono online, i portali dove ti metti lì, son solo portali dove dall'altra parte non c'è un umano che ti ascolta. Ci vorrebbe in ogni città una agenzia per freelance
Ti ricordi che una volta si chiamavano le ragazze a gettone o le ragazze a tempo interinale che lavoravano negli uffici non è nient'altro che l'outsourcing di oggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Amiamo il nostro lavoro. Sì, ma, abbiamo anche la fortuna di fare della nostra passione il lavoro. La questione è molto semplice: non è facile trovare clienti al giorno d'oggi. Esatto. Perché se tutto gira sull'online e noi non siamo degli ipersmanettoni dell'online, succede che gli ipersmanettoni dell'online, del digital, si prendono i clienti, ma non danno la qualità. Non danno la qualità, perché fanno tutto con i portali, non ci mettono la faccia, non ci mettono il cuore, non ci mettono l'anima. E così non può più funzionare però, perché noi che ci mettiamo l'anima, la qualità, le competenze, non possiamo anche star lì a sgomitare per cercare clienti perché ci sono i super smanettoni di vari social con NK 1000 follower, no, che e poi dietro però non c'è la sostanza che diamo noi. C'è un po' questo problema e secondo me dovremmo iniziare a parlare anche di queste cose. Sicuramente ci sono moltissime criticità nell'essere freelance. Io dico sempre che, avrei prima di, aprire la partita IVA avrei voluto trovare un commercialista di fiducia per fare un piano preciso di quello che mi sarebbe successo e capitato. È bellissimo, per me sarebbe Però successo. sì, sì, per una freelance penso che il miglior amico, la migliore amica debba essere il commercialista, perché si dovrebbe partire da lì prima ancora di dire ok, mi metto in proprio perché questa cosa mi appassiona tantissimo, perché in realtà poi ci ritroviamo a dover fare tutto quello che non ci piace per riuscire, no, a tirare a fine mese, perché effettivamente è vero, cioè di tutte le cose che noi dobbiamo fare, dobbiamo comunque includere la parte di commerciale, la parte di comunicazione, la parte di PR-aggio, e poi forse alla fine la creazione di contenuti o comunque diciamo il vero core business di ognuna di noi, no? E, va a finire che il resto ci in qualche modo prende tutto il tempo a disposizione. Quindi anche Per quello che il dico, ci vorrebbe sì, veramente un'agenzia di freelance. Va bene, la rete è perfetta, la rete va benissimo perché la rete ti sostiene a livello umano e su cui non ci piove. Ci sono veramente professioniste meravigliose, basta che tu vai lì, clicchi, mandi una mail, no? E sei già entrata in contatto, perché noi abbiamo anche questa bellissima community con Rete al Femminile ed è utilissima per entrare proprio in contatto con freelance di tutta Italia. Ma la questione è un'altra. La questione è che serve, secondo me, un'agenzia per freelance, ma non quelle agenzie online che ti vendono la community, che ti vendono il sito. Ce l'abbiamo già il sito, grazie, non ci serve. Ci serve solo che qualcuno ci sponsorizzi, perché effettivamente da soli non riusciamo più a contrastare, contenere il volume di rumore e confusione che c'è sui social, perché purtroppo noi siamo i freelance dell'online, sì. okay, e quindi dove siamo a promuoverci? Sull'online. Cosa c'è nell'online? Una gran confusione, ma mettiamoci anche tutto quello che arriva con l'intelligenza artificiale, che banalmente è anche abbastanza individuabile, perché se c'è gente che fino a ieri non scriveva contenuti, tu mi devi spiegare perché da un certo punto in poi sono diventati dei guru della qualsiasi. Ovvio. Guarda te che questi illuminati veramente dell'ultima ora sono fantastici, perché arrivano con delle cose meravigliose, poi tu leggi, no, e leggi, capisci che è stato scritto dall'intelligenza artificiale, perché signori, mi dispiace dirvelo, ma si capisce, quindi state molto attenti ad usare l'intelligenza artificiale. Avete una copywriter, giornalista, avete un editor ghostwriter, cioè chiamate noi, no, perché oltretutto, sappiamo anche riconoscere dove c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale, perché la vera verità è che si chiama intelligenza artificiale, ma non è intelligenza, è artificiale, ma è un sistema linguistico predittivo, okay? Quindi, cosa fa? Cerca di lavorare per associazione di parole, di concetti, eccetera. Ma sappiate che
Se cercate le citazioni di sopra sono sbagliate, quindi non vi fidate perché poi vi sganiamo. Se parlate di musica, ancora indietro anni luce, ancora indietro anni luce. La settimana scorsa ho fatto una prova e ho chiesto, delle canzoni di Lucio Dalla, questa è Sì. bellissima, delle canzoni di Lucio Dalla con Anima. È venuto fuori "Anima mia torna a casa tua". E quindi ho detto: "Va bene, tutto a posto. Allora cara Anna, dopo ci sentiamo con calma che ti devo, che chiedere un'altra cosa. Abbiamo ancora 10 minuti, poi, ci Vai. interrompono la comunicazione. Intanto, hai 3 consigli per i nostri radioascoltatori? Sì, certo, a Vai, proposito sparali di tutti. gentilezza, perché stavamo parlando di gentilezza, siate più gentili con voi stesse, con voi stessi, anche con gli altri, perché veramente in un periodo storico come questo, e in un contesto come quello dei social, dove si leggono veramente cose molto brutte, è importantissimo domandarsi: mi farebbe piacere ricevere un commento del genere, perché sono così dura con me stessa? Siate più gentili, questo è Ti si fondamentale. vuole già bene, sappilo, eh. Una cosa, veramente se hai un pensiero così, guarda, gentile, il mio motto è: "L'eleganza di pensiero è arte". E penso di aver detto tutto. Ecco, io soffro quando proprio percepisco che dall'altra parte non c'è quello che tu hai detto. Secondo consiglio. Secondo consiglio, che si collega al primo, contare fino a 10 prima di parlare o scrivere. Sembra una banalità, non è una banalità, perché chi appunto va sui social ogni giorno, da un po' di tempo a questa parte, rimane senza parole, se non addirittura scioccata rispetto a quello che legge. Un po' Posso meno inserirmi tutti. nel tuo consiglio? Mentre contate, no, da 1 fino a 10, come ha detto Anna, leggete anche ad alta voce, Già? così ottimizzate anche il tempo. Se leggete ad alta voce e già vi stufate voi di quello che state leggendo, figuratevi i lettori. Poi soprattutto è vero che gli apostrofi non si leggono, cioè, però vi prego, perché sennò poi mi tocca passare con l'aspirapolvere, l'ho già scritto, no, una volta su LinkedIn, che oggi son passata con l'aspirapolvere, ho aspirato tutti i vostri apostrofi, no, ho distribuito lettere, eccetera, eccetera. Ma fatelo voi, per la cura del vostro lettore, perché quando si scrive bisogna pensare innanzitutto a chi ci leggerà, non a quello che vogliamo dire noi per forza a tutti i costi. Metteteci il lettore dentro in quello che scrivete, perché se non ci mettete il lettore, e come potete farlo? Attraverso l'orecchio, perché per scrivere ci vuole orecchio, e non l'ho detto io perché ci vuole orecchio, ma anche per scrivere ci vuole orecchio. Quindi, terzo consiglio della nostra Anna Castiglioni. Il terzo consiglio è sempre collegato: un giorno a settimana di digital detox. Che meraviglia. Che sembra una follia, vi assicuro che è fattibile. Possiamo, vabbè, chiaramente magari non nei giorni settimanali, soprattutto se i device servono per lavorare, però magari nel weekend non vogliamo farlo una volta a settimana, proviamo a farlo una volta ogni 2. Si può iniziare per gradi, prima tolgo il telefono per 2 ore, poi la volta dopo per 4, poi per mezza giornata, ed è una favola. Quando poi ci sarà il giorno settimanale detox, dove il telefono non sapete neanche dove l'avete messo, tornerete a ringraziarmi, non perché io sia la guru del digital detox, ma No, perché no, per no. prima lo provo su di me e va detto che tutto assume un'altra prospettiva. Quindi fare altro in quel giorno a settimana, che sia cucinare, oziare sul divano, passeggiare in mezzo a un bosco, qualsiasi cosa, pur di non avere il telefono. Mettetevi l'orologio se avete bisogno dell'ora. Se non fate un lavoro per cui dipendono da voi vite umane, non c'è nessuna necessità quel giorno, soprattutto nel weekend, di avere il telefono. Abbiamo ancora 3 minuti, ti faccio una domanda. Se tu ricevessi un biglietto dalla te stessa del futuro, cosa ci sarebbe scritto? Che andrà tutto bene. E come Che sarà andrà la tua tutto professione bene. tra 5, 10 anni? In completo divenire. Io vorrei, quello che auguro a me, quello che auguro a tutti, è lavorare sempre meno
essere pagata sempre di più per poter vivere la vita vera. Senti, un'ultima domanda. Cosa volevi fare da bambina? Guarda, allora, un mestiere banalissimo, la maestra, ma poi c'è anche l'altra opzione che è la macellaia, che adesso so che sembra ridicola come cosa, però io andavo con mia nonna dal macellaio tutte le settimane e rimanevo affascinata, incollata con la faccia sulla vetrina a guardare lui che faceva il macellaio. E io ancora I adesso, tagli, adesso ma tu sai Ma che i nostri tagli di carne sono i più prezzati nel mondo. In Australia, ad esempio, un macellaio ancora oggi farebbe la fortuna perché loro non sanno tagliare la carne come la sappiamo tagliare noi. Quindi vedi, avresti potuto avere una carriera in Australia anziché essere qui in Italia. posso parlare con la sempre pizza reinventare, mi posso Eh? sempre reinventare. Si può Non si sempre sta mai nella vita. Esattamente, esattamente. Senti cara Anna, allora io ti ringrazio infinitamente. Ti invito a tornare perché noi di argomenti ne abbiamo tantissimi, anche in comune, ma soprattutto tantissimi di cui parlare proprio per intrattenere anche il nostro pubblico che avrà sicuramente trovato molto, ma molto interessante la tua intervista. Ripeti per favore il tuo sito e la tua mail. Sì, il sito direi quello di Atipiche, quindi atipiche.substack.com, dove trovate la newsletter sulla DHD e anche altre informazioni. La mia mail è annacastiglioni.33@gmail.com. Io ti ringrazio infinitamente, saluto tutti voi cari radioascoltatori, grazie Sveva alla parte tecnica e ci vediamo presto per una nuova puntata di Pesca dalla Rete. Ciao! E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato, e fa posizione, e fa il duro e puro, e fa il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che dice se sbagli, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. E fai l'estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calciomercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che dice se sbagli sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. Vivere per lavorare o lavorare per vivere. Fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita
in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbagli sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.